Una vera bomba è appena esplosa a Napoli e riguarda niente meno che la famiglia di Diego Armando Maradona. Siamo tornati con un altro aggiornamento bollente sul nostro amato club, portandovi sempre le informazioni più recenti e di maggiore impatto direttamente dai retroscena. Come sempre, il nostro impegno è tenervi informati su tutto ciò che può influenzare il futuro della squadra. Prima di immergerci in questo tema elettrizzante, lascia un like al video e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Secondo quanto rivelato dall'intermediario Salvatore Leonardi, il pronipote di Maradona, il giovane talento sudamericano Hernán Muñoz sogna di indossare la maglia azzurra. L'agente ha raccontato, in un'intervista a Stile TV, di aver parlato personalmente con il direttore sportivo Giovanni Manna durante una visita a Castelvolturno questa settimana. Leonardi ha spiegato di aver cercato questa opportunità proprio perché crede che il DNA argentino possa ancora avere un ruolo più forte in Serie A e, soprattutto, nel Napoli, club che ha reso eterno il nome di Maradona. Hernán Muñoz, ancora poco conosciuto in Europa, è visto come uno dei talenti emergenti più promettenti del calcio sudamericano. Per la gente, basta che i club scoprano chi è per restare impressionati dal potenziale del giovane giocatore e, naturalmente, dall'eredità di portare un cognome che ha segnato per sempre la storia di Napoli. Questa possibilità riaccende un sogno antico dei tifosi, rivedere un Maradona con la maglia azzurra a difendere la squadra nello stadio Diego Armando Maradona. E ora voglio sapere da te, tifoso del Napoli, ti piacerebbe vedere Hernán Muñoz, pronipote di Maradona, difendere i colori azzurri in futuro? Pensi che potrebbe reggere questo peso e questa responsabilità? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, se vuoi sostenere ancora di più il canale, non dimenticare di usare il Super Thanks.